Possiamo iniziare? Buonasera, benvenuti a tutti, grazie viste le temperature. Con l'evento a cui stiamo per assistere si conclude il ciclo di manifestazioni programmato per quest'estate a Romanzese. Abbiamo vissuto belle serate dedicate all'astronomia, con Quando il Sole si ferma, solstizio a Romanzesu, a cura dell'Associazione Astronomica Nuorese, o riservate alla musica, con il coinvolgente concerto Descendes Sonos in Pari in Tepilora, a cura del Coro Montalvo, e con l'esibizione sorprendente di qualche giorno fa di Nicola Agus, Il suono nascosto. Quest'ultimo nell'ambito della rassegna Identità e Movimento, Archeologia, Benessere e Storia nel cuore del Parco Tepilora, ideata e gestita dalla cooperativa Istelai e realizzata, come peraltro gli altri eventi citati, con il contributo del Parco regionale di Tepilora. Questa sera Romanzeso torna, per così dire, alla sua naturale vocazione di magico scenario per conferenze di archeologia, grazie ai cari amici, la dottoressa Giovanna Fundoni e il dottor Matteo Pischedda, che hanno accolto generosamente il nostro invito. Entrambi svolgono il loro prezioso lavoro di archeologi professionisti di formazione pre-protostorica e di ricercatori nell'ambito delle attività didattiche di ricerca scientifica della cattedra di protostoria europea della professoressa Anna De Palmas dell'Università degli Studi di Sassari e sono membri di RIPAM, Laboratorio di Ricerche Integrate di Protostoria e Archeometallurgia del Mediterraneo. Vantano un ricco curriculum di pubblicazioni, di partecipazioni a convegni, di laboratori di archeologia sperimentale e naturalmente di scavi archeologici. Tra questi Sosmuros di Budusò, a brevissima distanza da qui, che troveremo tra l'altro, credo, come uno dei fili conduttori del loro intervento. Non abbiamo il tempo per approfondire il loro importante lavoro e chiedo scusa per questo, ma vorrei almeno citarne due aspetti fondamentali. Ad una lunga e complessa attività di studio e di ricerca di Giovanna si deve la conoscenza consapevole e definitivamente acquisita dei rapporti tra la Sardegna e la penisola iberica, tra la fine dell'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro. Per chi volesse approfondire questo argomento di grande interesse, la ponderosa ricerca è poi confluita in un volume pubblicato dalla casa editrice Aracne, dal titolo Le relazioni tra la Sardegna e la penisola iberica tra bronzo finale e l'età del ferro. Matteo svolge attualmente attività di ricerca nell'ambito del progetto per il riconoscimento dei monumenti della cultura nuragica come patrimonio mondiale UNESCO, promosso dall'Associazione Sardegna verso l'UNESCO, insieme agli Atenei di Sassari e di Cagliari, collaborando all'interno di un gruppo interdisciplinare alla redazione del dossier preliminare per la candidatura UNESCO e allo sviluppo di un portale GIS interattivo e di una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale dedicati alla documentazione, gestione e valorizzazione del patrimonio nuragico. La conferenza che ci apprestiamo ad ascoltare, I santuari nuragici della Sardegna centro-orientale tra religione, economia e società, non potrebbe avere, credo, palcoscenico migliore di questo meraviglioso paesaggio archeologico del sacro in cui siamo immersi, purtroppo non tra, ma accanto ai maestosi resti monumentali di un grande centro cerimoniale della tarda età nuragica. I santuari nuragici dei secoli a cavallo tra secondo e primo millennio a.C., attraverso il loro ruolo rilevantissimo, la qualità della cultura materiale, in particolare delle offerte votive, e soprattutto grazie alla ricchezza e all'imponenza delle loro espressioni architettoniche, talvolta raffinatissime, rappresentano uno degli aspetti più eclatanti e originali della civiltà nuragica. Testimoniano al contempo il notevolissimo livello di complessità dell'organizzazione sociale ed economica delle genti che hanno prodotto questa straordinaria eredità monumentale, nonché l'assoluta rilevanza della dimensione del sacro nel mondo nuragico. A proposito dei santuari di età nuragica vorrei fare e condividere, se permettete, una sorta di riflessione ad alta voce. Mi chiedo se sia utile, nei limiti del possibile, cercare di individuare dei parametri che possano meglio definire questo concetto di santuario, provando ad articolarlo secondo diversi livelli di complessità, considerando ogni singolo contesto monumentale in rapporto al proprio territorio di riferimento.
Sono consapevole delle difficoltà interpretative e dei condizionamenti legati all'esiguità delle aree indagate e al loro livello di lettura e conservazione per i danneggiamenti prodotti da scavi clandestini. E tuttavia, considerando ad esempio nel loro insieme siti come Noddure, Sutempiesu, Ianne Pruna, Sosnurattolos e Romanzesu, di Sosmuros naturalmente parleranno Giovanna e Matteo, sembrerebbe emergere una evidente gradualità di complessità monumentale, strutturale e di funzioni. In altri termini, la speranza è che si possa un giorno arrivare a distinguere, ad esempio, tra struttura sacra di servizio legata alle esigenze di un insediamento e del suo territorio di riferimento, potrebbe essere il caso della fonte sacra di Noddure, e ad esempio tra santuario di prossimità condiviso da più comunità di villaggio distribuite su territori confinanti. E questo potrebbe essere il caso di Sosnurattolos e di Ianne Pruna, in cui troviamo più strutture sacre ma prive di contesto abitativo, ma anche di Sutempiesu, fonte sacra, che pur isolata per la sua eccezionale monumentalità potrebbe rientrare in questa categoria. Infine, al vertice di questa progressiva complessità, il grande centro cerimoniale, o santuario federale nella vecchia definizione di Giovanni Liliu, un vero e proprio central place, un nodo nevralgico per tutte le relazioni umane di un elevato numero di comunità di villaggio, distribuite su un vasto territorio di riferimento, luogo centrale in cui attorno alla dimensione del sacro si coagulano funzioni di indirizzo politico territoriale, decisionale, economico, attività di scambio e mercato. Romanzesu, pur indagato per appena un decimo circa della sua estensione complessiva conservata, con i suoi 5 monumentali edifici sacri di diversa tipologia, le numerose capanne delle riunioni, le strutture abitative o di servizio di varia forma e tipologia e dimensione, gli ampi spazi per attività collettive cerimoniali o laiche già emersi o comunque leggibili, nonché potente attrattore economico, come testimonia l'eccezionale quantitativo di perle di preziosa ambra, ben 153 dall'area votiva del cosiddetto Heron, appartiene senza ombra di dubbio, credo, a questa complessa tipologia di santuario. Ma di tutte queste problematiche e di molto di più parleranno diffusamente tra qualche minuto Giovanna e Matteo. Con questa conferenza si concludono le manifestazioni a Romanzesu, ma non le proposte culturali della cooperativa Estelai per l'estate 2026. Ricordiamo la proiezione del docufilm Sonazos e Sonos di Umberto Siotto e Antonio Sanna il 23 luglio alle ore 21 presso il complesso museale etnografico puttese, e i 2 eventi conclusivi della rassegna Identità in Movimento la mattina del 5 agosto, riflessologia plantare nel parco a cura di Astragalo Coop, e infine il mattino del 19 settembre, giornata dello yoga, a cura del gruppo Yoga Nuragico, entrambi nella natura incontaminata del Parco Trepirora. Spero di non essere stato troppo lungo, la parola a Giovanna e Matteo, a loro, parafrasando le parole di Neil Armstrong in occasione del primo sbarco sulla Luna del 21 luglio 1969, siamo vicini al 57° anniversario. Auguriamo di cuore, veramente di cuore, di poter compiere quel piccolo balzo di 2,5 km, finalmente, che ci separa in linea d'aria da Sosmuros, per avviare il primo cantiere di scavo universitario interdisciplinare, che rappresenterebbe davvero l'inizio di un grande passo nell'indagine archeologica di questo sito meraviglioso. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio Nando, il caro collega Nando, per le generose parole nei nostri confronti. Io sono molto contenta di essere qua, un'altra volta a Romanzesu. Ormai possiamo dire che noi, io e Matteo, con Romanzesu siamo gemellati. Abbiamo uno scavo, come diceva Nando, qua vicino, a pochi chilometri di distanza, in linea d'aria, a Budusò, lo scavo di Solmuros, e ormai abbiamo un gemellaggio continuo con la cooperativa Estelai. Loro vengono a trovarci allo scavo, noi veniamo qua, veniamo da soli, veniamo con gli studenti, insomma si è creato un bellissimo rapporto che un po' ricalca ciò che è stato realmente nell'età antica, in epoca nuragica. All'epoca i 2 santuari sicuramente hanno vissuto parzialmente contemporaneamente,
avevano sicuramente dei rapporti, e questo noi lo vediamo dai ritrovamenti, lo vediamo dalle similitudini architettoniche, quindi forse siamo riusciti a ricollegare quel filo che si era perso col passare della storia. Come vi dicevo, io ringrazio tanto i colleghi della cooperativa Istelai per il grande lavoro che svolgono in questo sito, rendendolo veramente un gioiellino, perché anche prima, facendo una passeggiata, è pulito, bello, visibile, e chi vede i siti archeologici sa bene che non è sempre così. E per riuscire a mandare avanti questo lavoro, che so benissimo che non è facile. Detto questo, vi introduciamo nel nostro tema dei santuari nuragici della Sardegna centro-orientale. Parleremo dei santuari come questo di Romanzesu, però limitandoci più che altro a un'area più ristretta, sebbene ne parleremo in generale. Tu volevi salutare e dire qualcosa, Matteo? No, anch'io ovviamente buonasera a tutti. Si intende, sì? Ok, perfetto. Volevo salutare ovviamente Nando per le belle parole, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista scientifico, e poi naturalmente volevo ringraziare tutti i presenti che questa sera ovviamente si sono presi la briga e il piacere anche di venire ad ascoltarci. Posso solo dire che per me questo posto, Santuario di Romanzesu, è sempre stato qualcosa di un posto dove quasi io sono cresciuto. L'ho visitato tantissime volte, mi sono sempre interessato anche agli scavi che sono stati effettuati durante i decenni, quindi per me questo è sempre stato quasi una missione di studiare gli insediamenti simili a Romanzesu, che potessero anche fornirmi delle risposte su come Romanzesu poteva essere. E non ultimo, infatti, anche quello che ha accennato prima, ovvero il fatto che stiamo portando avanti questa candidatura UNESCO, nel quale appunto il sito di Romanzesu è centrale, poiché centrali sono anche i luoghi di culto, e io posso ben dire che il santuario di Romanzesu è proprio uno dei santuari più importanti della Sardegna centrale e centro-orientale. Spero ovviamente, con tutto il cuore ovviamente da bittese, di portare a conclusione anche questo progetto, perché poi anche tutta la comunità dovrebbe essere fiera del fatto che potrebbe avere anche due patrimoni UNESCO, ovvero il patrimonio immateriale che è rappresentato dal cantatenore, e poi il patrimonio materiale che verrebbe rappresentato appunto dal sito di Romanzesu. Quindi questo per me è una missione, ma anche un augurio e quindi un auspicio per il futuro. Detto questo, possiamo iniziare. Non va, forse. O a destra. Ma non schiaccio. Forse non sto puntando, devo puntare lì, vero? No, lo schermo devi puntare. Ah no, aspetta, forse è schiacciato il. No, prova tu. Mi usciva solo il laser. È andato? Forse non puntavo bene. Iniziamo a parlare dei santuari. Il tema di questa conferenza sono i santuari della Sardegna nuragica. Le abbiamo definiti santuari nuragici perché per il pubblico il termine nuragico rappresenta un po' tutto ciò che è quella cultura che parte dall'inizio, dai proto-nuraghi, cioè dai primi nuraghi a corridoio, e arriva fino all'età del ferro. In realtà nel mondo scientifico oggi si tende un po' a usare il termine nuragico solamente per il periodo in cui si costruirono e utilizzarono i nuraghi. Certamente i santuari forse dovremmo considerarli protostorici, di un periodo che non è più nuragico, perché i santuari si costruiscono quando già i nuraghi non si costruiscono più e non si utilizzano più, però per facilità di comprensione, soprattutto in un evento divulgativo, noi continueremo a usare il termine nuragico, al massimo aggiungiamo nuragico del bronzo, nuragico del ferro, però sappiate che col tempo piano piano utilizzeremo nuragico solamente per ciò che riguarda l'età vera e propria dei nuraghi. I santuari cosa sono? Sono aggregazioni di luoghi di culto
cioè di templi e di strutture legate ad essi, magazzini, alloggi per i pellegrini, edifici di vario tipo. Generalmente nei santuari ci sono più templi di tipo diverso, i pozzi sacri, le fonti sacre, i templi a Meganon e anche altri tipi di edifici legati ai templi. C'erano delle strutture, delle piccole capanne o degli edifici accessori, cioè collegati al tempio, perché ci si conservavano i beni legati al culto, ci alloggiavano i sacerdoti o ci si svolgevano una parte delle attività connesse alla religiosità. All'interno dei santuari ci sono strutture abitative comunitarie, cioè ci sono degli alloggi in cui vive qualcuno, delle case, delle capanne. Possono essere i sacerdoti, ma spesso erano anche i pellegrini. Ci sono depositi di offerte, perché nei santuari si va per fare determinati culti, riti, per svolgere attività anche diciamo di incontro, di aggregazione. Quindi esistono strutture di diverso tipo, probabilmente si alloggiava anche lì. Qualcuno ci viveva sicuramente nei santuari, ci viveva fisso, però una parte della popolazione andava nei santuari periodicamente, in occasioni di feste, in occasioni di culti particolari. Vi si svolgono anche attività produttive, cioè c'è qualcuno che ci vive, quindi c'è qualcuno che lavora ai campi, si occupa del bestiame, lavora gli alimenti, fa quelle attività quotidiane che noi ritroviamo anche nei villaggi, quindi troviamo le stesse attività spesso che noi ritroviamo nei villaggi. I santuari sono legati a più comunità. L'aspetto particolare dei santuari è che non sono legati a un singolo villaggio, ai santuari afferiscono più villaggi di un'intera area. E si sviluppano tra il bronzo finale e la prima età del ferro. Quindi questi sono gli elementi principali per cercare di inquadrare questi santuari. Per dirvelo in parole povere, i santuari della Sardegna nuragica erano molto simili ai santuari cristiani che abbiamo oggi noi in Sardegna. La religione era diversa, i tempi erano diversi naturalmente, però per farvi un'idea generale, seppure i paragoni con le epoche recenti non sono mai troppo corretti dal punto di vista archeologico, immaginatevi grandi santuari religiosi che abbiamo in Sardegna, Santa Cristina di Paoli Latino, anche qua a Bitti ne avete su Meracolo, ne avete diversi, quei grandi santuari in cui si va 2 volte l'anno, una volta l'anno per il culto, per la festa del santo, per la festa dei santi, per i novenari, e quando si va si sta lì giorni, si fa la festa, ci sono le bancarelle, si compra qualcosa, ci sono le case, le cumbesia su Muristenes in cui alloggiano i pellegrini, ci sono diversi edifici legati proprio al santuario, le cucine, i magazzini, gli edifici in cui si conservano gli ex voto, perché anche nel mondo religioso cristiano ci sono gli ex voto, ci sono edifici legati alla conservazione di tutto ciò che riguarda i sacerdoti. Ecco, immaginatevi santuari nuragici più o meno simili, però chiaramente adatti ai tempi. Quindi probabilmente in Sardegna questo tipo di gestione della religiosità è rimasta dall'epoca dei nuraghi fino praticamente a ieri. Cambiata la religione, sono cambiati i tempi, è cambiato il modo di vivere, però quel legame tra religiosità, aggregazione, momenti di condivisione, anche attività ludiche, ci è rimasta. Si è adattata al cristianesimo, ma ci è rimasta. I santuari si sviluppano in un momento particolare per la Sardegna nuragica, tra il bronzo finale e l'età del ferro. Ricordatevi di non confondere i santuari con i semplici luoghi di culto. I luoghi di culto ne abbiamo anche all'interno dei villaggi, pozzi sacri, templi a Megaron, fonti sacre, ne abbiamo diversi all'interno dei villaggi. I santuari sono delle entità molto complesse, non sono dei semplici luoghi di culto, sono entità complesse e ben organizzate, in cui ce ne sono diversi di luoghi di culto. Io questo non riesco mai a utilizzarlo. No, ecco, ce l'abbiamo fatta. Questa tabella cronologica per farvi vedere un po' di che periodo stiamo parlando. Guardate in giallo, parliamo di bronzo finale e primata del ferro. Giusto per farvi vedere un po' l'evoluzione dell'epoca nuragica. L'età nuragica vera e propria è quella in cui si costruiscono e utilizzano i nuraghi, cioè bronzo medio e bronzo recente. All'inizio abbiamo villaggi, abbiamo soprattutto i protonuraghi, cioè i nuraghi a corridoio, poi i primi nuraghi a tolos, poi più avanti nel bronzo recente abbiamo i nuraghi complessi, i villaggi ce li abbiamo sempre. Quella bronzo medio e bronzo recente sono i periodi in cui abbiamo esattamente l'età nuragica vera e propria. Dal bronzo finale, nella Sardegna nuragica tutto cambia, c'è un grande periodo di cambiamento
che inizia più o meno attorno al 1250 a.C. e continua fino al 1150, un periodo in cui sembra una rivoluzione in Sardegna, una rivoluzione che porta al crollo del sistema dei nuraghi, a cambiamenti nella religione, a cambiamenti nella politica. C'è veramente una rivoluzione totale, sembra quasi di non poter riconoscere la società che c'era prima, il mondo che c'era prima. E noi questo lo vediamo in archeologia proprio con la evoluzione degli insediamenti, la nascita di nuovi luoghi di culto. Aspetta, se riesco. Sul computer. Ecco, forse È tornata indietro, avanti. e chiaccio avanti e torna indietro lo stesso. Ma è possibile, ecco. Forse no, sta tornando avanti con la freccia indietro. Aiuto. Sì, adesso ce la sto facendo, no, meglio che mi metta in piedi. È che va a momenti. Ecco, ci siamo, forse se rimango così riesco. Sì? Scusatemi. Allora, mi metto in piedi che così mi obbedisce di più il sistema. Il periodo in cui si sviluppano i santuari, come vi ho detto, è un momento molto complesso. È il momento in cui finisce il sistema dei nuraghi. Come sapete, l'età nuragica vera e propria è quella caratterizzata dalla costruzione dei nuraghi, queste grandi torri semplici, complesse, che ritroviamo in numero di almeno 7.000 in tutta la Sardegna, che rappresentano una cultura che era omogenea, cioè uguale da nord a sud della Sardegna. I nuraghi di Santa Teresa di Gallura erano uguali ai nuraghi di Cagliari, i villaggi erano uguali, sì, c'era qualche differenza locale, però si viveva allo stesso modo al nord della Sardegna e al sud della Sardegna. C'era la stessa cultura, stessa religione, probabilmente la stessa lingua. Attorno al 1250 a.C. inizia a cambiare qualcosa qua in Sardegna. Quel sistema di torri che si era costruito nel tempo, un sistema che controllava veramente tutto il territorio, i nuraghi controllavano tutto il territorio della Sardegna, controllavano e gestivano tutte le risorse economiche di tutta la Sardegna. Erano aree, era tutto un sistema di torri poste in punti importanti, strategici, per la posizione, per la presenza di vie di comunicazioni, per la presenza di risorse, di pascoli, di boschi, di qualsiasi cosa, e controllavano perfettamente l'economia della Sardegna, riuscivano a gestire politicamente tutte le società, mantenevano un equilibrio in termini economici, cioè si stava bene, c'era una ricchezza economica, mantenevano la pace tra le varie comunità. I nuragici erano riusciti a costruire un sistema politico, economico, sociale che funzionava perfettamente, di cui abbiamo ancora le tracce, che sono i nuraghi, sono i villaggi. Però attorno al 1250 a.C. qualcosa inizia a scricchiolare, qualcosa cambia, piano piano si smette di costruire nuraghi. Non se ne costruisce attorno al 1250 a.C., probabilmente 1250-1200 si costruiscono gli ultimi. Molti iniziano ad abbandonarsi, sembra che non servano più. Alcuni addirittura sono abbandonati e ne riutilizzano i blocchi per costruire delle case, per costruire altri edifici. In alcuni, sopra la torre mezzo crollata, ci fanno una capanna. Alcuni vengono totalmente trasformati in altro, quale in magazzino, quale in tempio. Vuol dire che il nuraghe non è più quello di prima. Il nuraghe, che prima era il centro della cultura di questa popolazione, ha perso il suo ruolo, non serve più per i motivi per cui serviva prima. E non solo, evidentemente è sostituito, cioè non gli importa più di aggiustarli, di riutilizzarli, li abbandonano e cambia qualcosa. Stiamo parlando di un periodo che fa vedere molti cambiamenti anche nella sfera religiosa. Nascono nuovi luoghi di culto. La religiosità di prima dell'età nuragica vera e propria era basata soprattutto sul culto degli antenati. Non aveva grandi templi. Se noi andiamo a vedere l'età nuragica vera e propria non troviamo quasi templi. Gli unici che abbiamo sono le tombe di giganti. Le tombe di giganti che erano non solo tombe, ma erano dei templi. Templi in cui si andava probabilmente a svolgere delle attività, dei culti legati agli antenati. L'organizzazione della cultura nuragica era familiare, tutto era basato sulle famiglie. Non immaginate il concetto di famiglia di oggi, ma immaginate un concetto più esteso. E quindi i luoghi di culto erano quelli. In questo periodo qua qualcosa cambia. Iniziamo a vedere nuovi luoghi di culto. I templi a pozzo, per esempio, luoghi legati al culto, luoghi legati alle acque. Ecco, questo ci fa vedere che la religiosità è cambiata. Non è che si è sostituita totalmente la religione, perché probabilmente il culto degli antenati continuerà ad esserci, l'attenzione per gli antenati ci sarà, però si aggiunge qualcosa, c'è qualcosa di nuovo. E non solo, abbiamo cambiamenti sociali, cambiamenti economici. Cambiamenti sociali perché? Perché iniziamo a vedere nuove classi sociali. Prima, per la parte precedente, noi non abbiamo chiara com'era l'organizzazione sociale di questi villaggi. Non riusciamo a vedere se c'erano
degli aristocratici, se c'erano dei ricchi, se c'erano delle persone che comandavano, non sappiamo se ci fossero dei capi, che tipo di organizzazione avessero, anche perché gli unici dati che abbiamo generalmente in archeologia per capire come una società si guardano le tombe. Perché? Perché la tomba riflette la vita della persona. Se sei ricco ti fai una bella tomba, se sei povero ti fai una tomba povera, se dai importanza alla famiglia ti fai la tomba di famiglia, se no ti fai la tomba singola. Ecco, nel mondo nuragico vero e proprio noi non abbiamo distinzione, le tombe sono collettive, cioè tutti assieme nello stesso posto. Non ci sono corredi, non c'è nulla che differenzi l'uno dall'altro, quindi questo ci ha reso molto difficile capire come fosse organizzata la società prima. Invece da questo momento in poi noi vediamo una società che improvvisamente ci appare organizzata assolutamente, iniziamo a vedere delle classi sociali ben stabilite, iniziamo a vedere delle aristocrazie, iniziamo a vedere sacerdoti, quindi è cambiata totalmente la società. Cosa può essere successo? Cambia anche l'insediamento, iniziamo a vedere case di diverso tipo, le capanne non sono più quelle semplici di prima, edifici collettivi, cucine collettive come abbiamo visto in certi villaggi tipo Tancamanna, ma iniziamo a vedere delle strutture diverse, ben organizzate, che pian piano diventano più complesse. Tutti i segni di complessità sociale di una società che è arrivata improvvisamente o comunque in brevissimo tempo a maturare e a diventare altro. Vediamo se il sistema mi obbedisce, eccoci qua. Nel mentre dobbiamo dire che questo cambiamento non c'è solo in Sardegna, questa crisi, qualcuno la chiama crisi, in Sardegna non è una crisi, è proprio un cambiamento. Ecco, in tutto il Mediterraneo in archeologia si parla di crisi del 1200 a.C., qualcuno la chiama addirittura collasso, non è un collasso, è un cambiamento molto grande. Attorno al 1250-1200 a.C. nel Mediterraneo orientale c'è il caos. C'è il caos perché? Per diversi motivi, sono ancora in corso di studio, ci sono visioni differenti. Forse qualcuno di voi avrà sentito parlare dell'eruzione del vulcano di Santorini che distrusse metà dell'isola. Qualcuno di voi avrà sentito parlare del crollo dei sistemi palaziali, del crollo del sistema miceneo. I micenei cadono, sprofondano praticamente e non si rialzeranno più. Dei grandi movimenti, delle migrazioni ad Oriente, i popoli orientali del Medio Oriente iniziano a litigare tutti fra di loro, si creano delle guerre continue, le vie di comunicazione, le vie di distribuzione di tutti i beni di lusso, di tutti i beni delle materie prime che arrivavano da Oriente attraversano un momento di crisi, non si riesce più, non si può dialogare più con quelli con cui si dialogava prima, cambiano chi controllava le materie prime, chi controllava i traffici, c'è il caos. In più probabilmente molti di voi avranno sentito parlare delle invasioni dei popoli del mare. Questi grandi gruppi, probabilmente di varia provenienza, che si riunivano, erano un po' commercianti, un po' pirati all'occorrenza, mercenari, insomma dei gruppi che giravano un po' per il Mediterraneo, si stabilivano in diverse zone, poi sono conosciuti per tutto ciò che hanno fatto e soprattutto in Egitto. Ecco, anche quelli danno l'ennesimo colpo a una crisi o comunque a un grande cambiamento che era in atto. Tutto questo come ci arriva in Sardegna, che stiamo parlando di migliaia e migliaia di chilometri di distanza? Voi immaginate che il Mediterraneo non era così lontano, il Medio Oriente non era così lontano all'epoca navigavano. Nel 1300 a.C. abbiamo tracce di sardi in tutto il Mediterraneo orientale, dal centro ad oriente, abbiamo tracce in Sicilia, abbiamo tracce in Grecia, abbiamo tracce a Creta, abbiamo tracce a Cipro, abbiamo tracce nella costa siro-palestinese. I sardi erano sempre in giro, sempre in giro. E sapete quali sono le tracce? Tazzine, ciotole, scodelle, qualcosa legato a qualche tipo di brindisi, a qualche tipo di rituale che è legato al bere. Quindi questo ci fa già pensare che i nostri antenati erano in giro per il Mediterraneo alla solita facendo feste e spuntini. Sto scherzando, però comunque giravano, commerciavano, scambiavano e in qualche modo ci hanno lasciato la loro piccola testimonianza. Come oggi che magari fra 200 anni, 300 anni inizieremo a trovare, forse anche di più, 1000 anni, trovano bottiglie di mirto sardo in giro per il Mediterraneo. Siamo lì, Comunque, siccome i sardi giravano, erano in contatto col Mediterraneo orientale, perché da lì prendevamo lo stagno per fare il bronzo, da lì portavamo alcuni dei nostri materiali, delle nostre materie prime, per esempio il piombo. Tutti questi cambiamenti che arrivano ad Oriente si riflettono in Sardegna, perché rallenta per esempio l'approvvigionamento di stagno in Sardegna, cambiano i contatti, le reti di traffici, tutti gli accordi che c'erano da quelle parti lì, e in più probabilmente c'è una componente anche climatica che si sta studiando, soprattutto per quanto riguarda il Medio Oriente. Purtroppo in Sardegna studi del genere ne abbiamo pochi, che ci parla di un periodo con un clima molto instabile, un clima difficile. Qualcuno parla di grandi siccità alternate a piogge torrenziali, un po' più o meno quello che stiamo vivendo adesso.
e che sicuramente ebbero riflesso in tutte le comunità, dal Mediterraneo orientale a quello occidentale. In economie che vivevano di agricoltura e allevamento, una siccità era la morte, significava che parte della popolazione poteva morire, perché se non piove e i campi non danno frutto, c'è la fame, e la fame, la carestia porta alla morte. Quindi probabilmente in molti posti questo creò dei grandi problemi. Per il Mediterraneo orientale c'è questa, oggi ci sono sempre più tracce di una forte siccità e di periodi di calamità naturali di diverso tipo. Sappiamo di eruzioni vulcaniche, sappiamo di terremoto. In Sardegna non ne abbiamo tracce di questo, non ci sono neanche studi appositi, però tracce evidenti non ne abbiamo, mentre in Grecia e nel Mediterraneo orientale ce le abbiamo. Quindi immaginate un periodo difficile per tutto il Mediterraneo, che ebbe per forza esiti anche in Sardegna. In un modo o nell'altro qualcosa arriva, come del resto anche oggi arriva. Ecco, qua in questa carta potete vedere tutti i sistemi palaziali che c'erano all'epoca, che sono quelli che cambiano. Abbiamo le invasioni dei popoli del mare, quelle frecce, potete vedere la gente che si sposta, vedete tutte quelle frecce, linee arancioni e azzurre, sono tutti gruppi di popolazioni, in parte popoli del mare, in parte anche altre, che si spostano, che si muovono. Perché? Perché è un periodo in cui si è in fermento, si cerca il meglio dappertutto. Vediamo se riesco anche questa volta. Scusate, mi rallenterò molto i ritmi perché non riesco. Ecco. Come abbiamo detto, il nuraghe perde il suo ruolo, non è più il centro della vita e del potere, è un sistema territoriale che cambia, si smette di costruirli, molti vengono abbandonati, chi prende importanza sono i villaggi e i luoghi di culto. Ecco, e questo probabilmente fu già una delle cose che cambiò assolutamente la società. Perché? Perché prima tutto il sistema politico-economico era basato sul nuraghe. In questo momento il nuraghe non c'è più, qualcosa ne deve prendere il posto. Il nuraghe coordinava, tra virgolette, il nuraghe era un simbolo, era un centro di aggregazione, era un centro che controllava, i vari nuraghi erano collegati fra di loro, gestivano la vita delle varie comunità, collegavano le varie comunità. Nel momento in cui il nuraghe non c'è più, si crea un piccolo vuoto che poi pian piano verrà preso proprio prima dai luoghi di culto e poi dai santuari. Tra i cambiamenti e la religiosità vi ho parlato di nuraghi trasformati in templi. Vi ho messo due esempi, il nuraghe Nurrole di Orani e sul mulino di Villanova Franca, che sono nuraghi al cui interno poi sono nati dei luoghi di culto e nel caso di Nurdole proprio un santuario. La nascita dei luoghi di culto legati alle acque è molto interessante. Intanto è la prima traccia forse in questo cambiamento della religiosità. In quella carta vi faccio vedere, anche se non è aggiornata perfettamente come ci ha fatto notare Matteo, vi faccio vedere la presenza di pozzi sacri, fonti sacre in giro per la Sardegna. Ce ne sono molti di più, ma per farvi vedere che ci sono dappertutto. Come mi ricollego a ciò che vi ho detto in precedenza? Probabilmente questo culto legato alle acque è legato a un periodo instabile anche a livello climatico. Molti studiosi sostengono quello. Io sono d'accordo, sebbene prima la cosa mi lasciasse un po' perplessa, leggendo gli ultimi studi riguardo il Mediterraneo orientale che ci parlano di siccità, mi sembra che la cosa inizia ad essere forse più convincente anche qua. Se la siccità, se la crisi climatica c'è stata all'Oriente, probabilmente ha avuto strascichi anche in Sardegna. E forse questa nuova attenzione per l'acqua potrebbe essere legata anche a quello. Questi luoghi di culto legati all'acqua li ritroviamo in tutta l'isola, pozzi sacri, fonti sacre, vengono costruiti edifici monumentali sopra sorgenti oppure si intercetta la falda acquifera e ci si costruisce un edificio monumentale. Perché? Qualcuno parla di culto dell'acqua, in realtà non abbiamo i dati per dire che si trattasse proprio del culto dell'acqua, che venerassero l'acqua. Certo è che per loro l'acqua era fondamentale per quei culti, che l'acqua rappresentasse una divinità, che l'acqua fosse collegata al divino o che l'acqua stessa fosse venerata, noi non lo sappiamo, però di fatto per loro l'acqua è importante, se no non avrebbero fatto dei pozzi e delle fonti. Anche per il fatto che usavano l'acqua probabilmente per i riti, però se tu scavi in profondità per raggiungere una falda acquifera, vuol dire che tu vuoi quell'acqua, che non è un'acqua qualsiasi, tu vuoi proprio quella. A volte, come nel caso del nostro sito di Solmuros, scavano in profondità in un posto che dice ma venite a fare un pozzo in questo punto qua, in un pendio. Evidentemente per loro quelle acque avevano un valore fondamentale. Fossero ritenute probabilmente acque da un certo potere, dalle caratteristiche particolari, oppure erano i punti che per loro avevano un particolare valore. E vediamo se ci riesco anche stavolta. Aiuto, scusatemi. Ecco,
abbiamo parlato di cambiamenti nella società, quindi abbiamo visto cambiata la religiosità, è cambiato un po' il territorio, i nuraghi iniziano ad essere abbandonati, cambia anche la società. Noi da cosa lo vediamo? Intanto lo vediamo, crediamo che ci sia sempre una società a base familiare molto unita, ma abbiamo già indizi di complessità sociale, cioè una società più complessa. Noi lo vediamo in una cosa bellissima che le genti dell'epoca nuragica ci hanno lasciato, le genti dell'età del bronzo finale e ferro, i bronzetti. Queste statuette di bronzo che sono delle fotografie del mondo di prima. Ci fotografano come erano queste persone, non chiaramente le caratteristiche fisiche, ma il loro modo di vivere, i loro abiti, i loro strumenti, sono delle fotografie dell'epoca. Ecco, i bronzetti ci rappresentano persone di diverso tipo, che sembrano essere di diverso rango. Vediamo delle persone comuni, vediamo delle persone forse di un rango sociale un po' medio, e vediamo delle persone che sembrano dei notabili, vestiti con abiti particolari, in posizioni proprio che ci mostrano il loro ruolo sociale. E abbiamo gli stessi cambiamenti nei culti, nella loro organizzazione, ci fa pensare ad una società che già inizia ad essere molto più organizzata. E poi iniziamo a vedere la presenza di armi che diventano status simbolo, cioè simboli di una classe sociale, di uno stato sociale. Fino a questo momento noi di armi nella Sardegna nuragica non ne abbiamo quasi niente. Le uniche spade che abbiamo prima del bronzo finale nella Sardegna nuragica sono le spade votive, che sono quelle spade lunghissime che vedete esposte nei musei di Cagliari, per esempio, che sono state trovate in parte nei santuari, in parte nei luoghi di culto, ma che sono spade che non sono utili per il combattimento, sembrano essere spade da parata, un po' simboliche, spesso esposte proprio nel culmine dei templi, mentre da questo momento in poi iniziano a comparire spade vere e proprie. Spade che non sono di modello sardo originale, ma hanno dei modelli che nascono nel Mediterraneo occidentale, in Spagna, in Portogallo, e in parte vengono portate anche da altri posti della penisola italiana, qualcuno anche da Oriente, perché la spada prima non c'era. Il fatto che compare la spada ci dice tanto. La spada serve per il combattimento, mentre i pugnali che avevano prima sono utili per la difesa, per l'offesa, ma sono anche utili per la caccia, per mangiare, per tutto. La spada è un'arma da difesa e offesa, è un'arma da combattimento, è un combattimento anche relativamente ravvicinato. Ecco, non ci sono tracce di contrasti, non ci sono tracce di guerre, quindi probabilmente non è che facessero chissà che con queste spade, però intanto rappresentano il ruolo di una persona in tutto il Mediterraneo, anche nel mondo celtico. La spada è simbolo di potere, è simbolo di stato sociale, quindi probabilmente qua ci stanno mostrando che c'è una classe sociale particolare. Abbiamo, come già detto prima, una riorganizzazione dei villaggi con case di diverse dimensioni, più complesse, e cambiamenti anche nel mondo funerario, che vediamo un po' meno, perché abbiamo veramente poche tombe che si possono datare a questo periodo, poche tracce di frequentazione delle tombe, ci sono ancora degli aspetti da chiarire, però già più avanti abbiamo, diciamo già dalla fine del bronzo finale, iniziamo a vedere fenomeni di ambito funerario come Monteprama, come la necropoli di Monteprama, qualcosa di unico, di originale, di diverso, che prima non avevamo. Tutto questo ci mostra una grande complessità sociale, cioè una società che si è trasformata. Guardate i bronzetti di armati che noi chiamiamo. Questi sono personaggi armati di tutto punto, li vedete? Spade, scudi, stocchi, elmi cornuti, pugnali, sono armatissimi, archi, cioè sembrano rappresentare un esercito praticamente. Abbiamo l'arciere, abbiamo il pugilatore, abbiamo quello con le tante spade, quello con la spada lunga, abbiamo di tutto. Però vi deve far un po' pensare il fatto che se riflettete su quante armi ha ciascuno di quei bronzetti, secondo voi era capace di usarle tutte quante assieme? È difficile viaggiare con la spada e l'arco, cioè o usi uno o usi l'altro, anche perché l'arco ha anche un certo peso. O che so, spada e 3 stocchi come quello che vedete in alto a destra sono semplicemente rappresentati con tutte le armi, tutti i beni che avevano, che significa io sono importante, io sono un aristocratico, sono armato, queste sono tutte le mie armi. Quello vuole mostrare il potere, quindi le armi in questo caso sono simbolo di stato sociale. Poi magari non le usavano mai. Generalmente quando parliamo di questo periodo, vediamo la comparsa di tutte queste armi, a me viene sempre da fare l'esempio prendendola dall'Odissea. Vi ricordate Ulisse? Ecco, Ulisse era un re famosissimo, il re di Ittaca, famosissimo, aveva questo grandissimo arco, era un grandissimo arciere, aveva tutte le sue armi.
Ma Ulisse non combatteva mai con nessuno, tant'è che quando lo chiamano a partecipare alla guerra di Troia, Ulisse si dà anche per matto pur di non andare. Perché? Perché non era abituato, erano personaggi che erano sovrani, che si mostravano con tutte queste armi, che si allenavano alla guerra, ma di fatto non combattevano mai. Perché? Perché era tutto uno show, era tutta una mostra di armi, di elementi che facevano vedere che loro erano importanti. E stiamo parlando dell'Odissea, che anche se scritta più o meno nell'VIII secolo a.C., è ambientata alla fine dell'età del bronzo, è ambientata in questo periodo qua. Quindi voi immaginatevi questa gente più o meno così, tutti armati di tutto punto, però poi alla fine non combattevano, al massimo avranno litigato con la comunità vicina, sicuramente qualche scontro ci sarà stato. Noi di tracce di guerra in Sardegna non ne abbiamo, non ne abbiamo da nessuna parte. Ecco, aspettate. Sì, ecco l'aristocrazia militare l'abbiamo vista. Armi status symbol, ve l'ho già detto, guardate le spade, tutte queste compaiono adesso, prima non ci sono. Spade che a sinistra potete vedere spade pistiliformi, Huelva, tutte importate dalla Spagna come modelli, poi fate anche con Ramessardo, però modelli importati dalla Spagna. Qua sotto, adesso vediamo se riesco a far funzionare senza cambiare, se riesco a fare, no, vabbè. E comunque quelle di sotto, quella ad antenne, quella con le 2 spirali, quella viene dalla penisola italiana, quindi tutte importate. Abbiamo un'altra classe che ci sembra essere mostrata dai bronzetti, la classe sacerdotale. Perché parliamo di sacerdoti? Perché rispetto agli altri bronzetti questi sono vestiti e caratterizzati da cose che le persone comuni rappresentate dai bronzetti non hanno. Il cappello a cono oppure che sembra una sorta di sombrero messicano, il mantello, questa stola talvolta, spesso gli uomini le trecce, qualche strumento in mano, qualcosa di particolare, ma anche la posa, proprio la serietà. Ecco, questi vengono definiti sacerdoti e sacerdotesse, anche un po' per il confronto con il mondo, in parte con la penisola italiana, in parte con il mondo orientale, proprio hanno quella posizione, quelle caratteristiche che sono tipici delle classi sacerdotali. Ecco, queste probabilmente rappresentano una nuova classe sociale che si era creata in questo periodo, la classe sacerdotale, che probabilmente viveva qua, in questi santuari. Immaginate qua dove siamo noi, probabilmente c'erano dei sacerdoti che vivevano qua, che amministravano questo santuario e che si occupavano anche dei villaggi e dei dintorni. Quindi abbiamo già visto 2 classi sociali, probabilmente ce n'erano altre. Qualcosa che prima non c'era. Perché rispetto a prima abbiamo questo? Perché probabilmente non c'è più quell'equilibrio tra le varie comunità che c'era prima. Il nuraghe riusciva a coprire tante necessità di prima, riusciva a mantenere tutti d'accordo, e adesso probabilmente c'è un momento in cui serve qualcosa di più importante che garantisca la tranquillità. Le armi e Dio, gli dei. Perché? Con la religione il sacerdote ti dice: ehi, non sono io sto rappresentando chi è sopra, quindi dovete obbedire alle leggi del Dio, degli dei, del mondo del superiore, non sappiamo chi avessero. E in più gli aristocratici armati, quelli dicono: oh, se non ti comporti bene, io sono armato e sono cavoli vostri. Quindi immaginate una società totalmente cambiata. Ecco qua. E in tutto questo nascono i santuari, che sono complessi, organizzati con templi, con diversi tipi di templi, con edifici di diversa funzione, come già ho detto prima, alloggi, strutture produttive, magazzini, che sono fatti in maniera con un grande impegno architettonico, cioè un'architettura diversa da quella delle case, molto curata, spesso con materiali da costruzione che vengono portati da chilometri e chilometri di distanza, con decorazioni. E in più ci troviamo offerte, tantissime offerte, depositi di offerte votive con oggetti di pregio che vengono anche da fuori dalla Sardegna, cioè ricchezze, e più sono frequentati da comunità diverse, non da un solo villaggio. Qua a Romanzesu veniva gente da tutti gli insediamenti di Biti, probabilmente anche da Budusò. Questo era un centro di raccordo. Perché lo sappiamo? Perché già iniziamo a vedere, noi che stiamo scavando sul muro, iniziamo a vedere che le stesse forme ceramiche, cioè gli stessi vasi che sono stati trovati qua a Romanzesu, noi li troviamo a Budusò, gli stessi prodotti di lusso, noi li troviamo lì. Evidentemente c'erano degli scambi, lo stesso tipo di costruzione, anche il modo in cui è fatto il posto è molto simile, quindi erano comunità legate fra di loro, che dialogavano. Vediamo. Poi mamma oggi. No, ma non so se il telecomando. Vediamo se si sblocca. Eccola, ce l'ho fatta. La questione è: perché si sviluppano i santuari? L'abbiamo visto, ve l'ho già mostrato. C'è tutti questi cambiamenti, c'è un momento di crisi, manca qualcosa, come sono mancati i nuraghi, è mancato qualcosa, come c'è tutta questa instabilità. Ecco,
il santuario prende i ruoli che prima avevano i nuraghi, colma quel vuoto diventando un mezzo di raccordo politico, economico e sociale fra le varie comunità. Ciò che prima facevano i nuraghi, che erano in rete, collegati fra di loro, adesso lo fa il santuario, che è collegato a tutti i villaggi dei dintorni e agli altri santuari. È un altro sistema politico, territoriale, economico, ma è un sistema. Molto spesso i santuari sono villaggi che esistevano già da prima, che grazie alla loro posizione importante diventano centro importante per le varie comunità, come lo erano prima i nuraghi. Ecco perché in questo punto si sviluppano i santuari. Quindi colmano un vuoto che si era creato dopo la fine dei nuraghi. E alla fine, ecco. Aspetta, ecco qua. L'acqua funziona, Forse è la posizione, perché sono vicino, forse sono le batterie anche. Quindi, quali sono le funzioni dei santuari? Ruolo politico e sociale, che cosa fanno? Controllano le comunità, tutte le comunità vicine ma anche un più lontano. Sono centri decisionali perché avendo rapporti con tutte le comunità, alla fine le decisioni importanti si prendono nel santuario, tutti assieme, qualche tipo di consiglio, i capi, non lo sappiamo, ma sicuramente si prendono qua. Sono in mano alle classi dominanti che ne organizzano gli spazi, che costruiscono i templi, che finanziano i templi, finanziano probabilmente le feste. Hanno un ruolo economico, controllano le attività produttive importanti, la metallurgia. La metallurgia era qualcosa di importantissimo. Ecco, la metallurgia, le tracce di metallurgia non le troviamo nei villaggi, raramente le troviamo nei villaggi, le troviamo nei santuari, quasi sempre, tutto ciò che è metallurgia lo troviamo nei santuari. Perché? Perché quello è un bene di lusso, è ricchezza. E chi la controlla? Controlla chi conta, sicuramente le classi sociali alte e chi può garantire sotto il segno della divinità, i sacerdoti. Poi il ruolo religioso, gestiscono i culti, attraverso la religione controllano la società perché probabilmente avranno deciso chi si deve sposare con chi, che alleanze si devono fare tra questa e quella comunità, come risolviamo il problema tra il villaggio di Budusò e il villaggio di Bitti, tutto passava lì e tutte le regole anche del vivere sociale passavano attraverso i santuari. Vuoi continuare o va bene? Vabbè, dai, continuo io. Allora, conviene venire qua perché poi cosa sappiamo noi dei santuari? Effettivamente due aspetti, ovvero che erano dei nodi di rete, ovvero dove le persone si incontravano per decidere di diverse situazioni, magari decidere situazioni economiche, rapporti politici tra le diverse comunità, oppure anche per formare delle alleanze. E questi aspetti noi li possiamo ricondurre a tre categorie principali, ovvero possiamo parlare di imitazione. Cioè noi possiamo pensare che magari poi questi santuari, cosa succedeva? Che magari si imitassero l'uno con l'altro. Cioè magari un santuario andava poi a riprodurre delle strutture presenti in un altro santuario. E noi questo per esempio lo stiamo vedendo benissimo a Susmuros, dove abbiamo praticamente un posto sacro, anche noi, che risulta quasi del tutto identico a quello di Romanzesio, e poi c'è tutta una serie di strutture che ricordano proprio quelle di Romanzesio. Quindi un primo principio è quello dell'imitazione. Un secondo invece principio è quello invece della competizione, ovvero noi dobbiamo immaginare che questi santuari quasi quasi facessero a gara tra di loro per vedere quale fosse il più importante. Cioè magari un santuario tendeva proprio a realizzare più strutture sacre oppure a accumulare più risorse proprio per quasi fare avere una competizione col santuario più vicino. Però non stiamo parlando di situazioni belliche, stiamo comunque parlando di una situazione, di una competizione fra entità che però erano allo stesso livello, e quindi cosa succedeva? Si rispettavano l'una con l'altro e poi insieme andavano a quello che era reggere, controllare tutto il territorio circostante. Inoltre poi qual è una caratteristica del santuario? È quella appunto di accumulare tantissime quantità di risorse, soprattutto di metallo, e con le risorse noi possiamo andare anche a commerciare con le terre che sono al di là della Sardegna e del Mediterraneo. Perché noi sappiamo, l'ha detto prima Giovanna, i materiali sardi
di quest'epoca li troviamo dal Portogallo fino ad Israele. Quindi il santuario, che ha la capacità di armare una flotta commerciale e andare a scambiare e a recuperare materiali nel Mediterraneo occidentale o nel Mediterraneo orientale. Quindi questa è un'altra caratteristica dei santuari, e quindi noi possiamo anche in questo punto parlare appunto di centri di scambio e di potere. All'interno poi dei santuari noi troviamo quelli che sono i luoghi di culto, cioè gli edifici dove la gente andava poi a pregare, o dove venivano custodite quelle che erano le risorse e i tesori proprio del santuario stesso. Che cosa sono appunto i luoghi di culto? Lo dice appunto lo stesso nome. Sono degli edifici che si differenziano, si distaccano da quelle che sono le architetture che invece fanno perno all'attività della vita quotidiana, quindi alle strutture abitative. Sono degli edifici che sono monumentali, quindi abbiamo grandi dimensioni e possono essere anche decorati all'esterno oppure al loro interno. Ovviamente poi in questi luoghi di culto si andavano ad effettuare dei riti collettivi che quindi riguardavano tutte le diverse comunità e avevano una valenza che era sia religiosa sia identitaria, ma anche poi politica ed economica, e sono diffusi ovviamente tra la fine del bronzo finale e la prima età del ferro, quindi tra il 1150 e poi a cascata tra il 900 e il 750 a.C. E così come succedeva nel bronzo recente, per quanto riguarda i luoghi di culto abbiamo una grande dispersione nel territorio sardo, cioè noi troviamo questi edifici senza soluzione di continuità dalla Santa Teresa di Gallura fino all'isola di Sant'Antioco e poi al Golfo di Oristano fino al Golfo di Orosini. Ovviamente poi esistono diversi tipi di luoghi di culto, che sono i templi a Megaron, i templi circolari, i templi a pozzo, le fonti sacre, e poi abbiamo dei grandi edifici che fanno da corona a quelli che sono i luoghi di culto principali, ovvero i recinti e gli spazi cerimoniali, e poi le cosiddette capanne delle riunioni. Il primo tipo di luogo di culto che andiamo a vedere è il cosiddetto Tempio a Megaron, e a Romanzesum ne abbiamo 2 esemplari. Qual è la caratteristica del Tempio a Megaron? È quella di avere una planimetria essenzialmente rettangolare, con l'ingresso che è posto sul lato corto. E al loro interno poi possono essere divisi in 2 o più ambienti, e sono delle strutture che possono avere delle dimensioni variabili. Ne abbiamo alcuni che possono essere lunghi circa 6 o 7 metri, oppure in altri casi abbiamo strutture ancora più monumentali e quindi ancora aventi maggiori dimensioni. Come vi ho detto prima, appunto, questo è uno dei casi di Romanzesu, del Megaron A, che poi ebbe diverse fasi di vita, e per questi tipi di edifici poi dobbiamo immaginarci una copertura a doppio spiovente, cioè che saliva poi verso l'alto e poi andava a formare appunto la copertura, che era formata poi da un'intelaiatura di frasche o diversi tipi vegetali. E la copertura dei templi a Megaron noi la conosciamo per esempio da alcuni modellini di nuraghe in bronzo, come per esempio questo che proviene dal nuraghe Fontana di Tiredo, dove è rappresentato proprio un nuraghe quadrilobato e poi con 4 torri, e poi un piccolo appunto Tempio a Megaron. Quindi noi da questo ritrovamento sappiamo come poteva essere appunto formato esternamente poi il Megaron. Questo invece è il Megaron più importante della Sardegna nuragica, che è il tempio di Domodoergia di Esterzili. Perché il più importante? Perché è quello che ha le dimensioni maggiori. Infatti stiamo parlando di 22 metri di lunghezza per circa quasi 8 metri di larghezza. È diviso in 3 ambienti e poi è situato all'interno di questo recinto ellittico che viene definito temenos. Ovviamente poi noi all'interno dei Megaron troviamo tutta una serie di offerte votive, quindi ceramica di pregio,
armi, bronzi figurati di diverso tipo, e questo è il caso appunto di questo splendido esemplare di cervo che venne rinvenuto all'interno di uno di questi ambienti. Un ulteriore famoso esempio di Megalon lo troviamo noi nel santuario di Sarkisphorros di Villagrande Strisaili, dove abbiamo anche qui 3 templi a Megalon, lo vedete, che sono divisi in questo caso da 4 ambienti, quindi da 4 celle. Una cosa che non vi ho detto in precedenza è che esistono 2 tipi di Megalon in base alla forma, ovvero abbiamo il tempio in Antis e il tempio doppiamente in Antis. Cosa vuol dire? Li vedete questi piccoli prolungamenti che si vedono nel perimetro? Vengono chiamati appunto Antis, e ci sono dei Megalon che ne hanno una coppia solo da un lato, e quindi noi parliamo di templi in Antis, mentre invece poi ci sono quelli che hanno queste ante sia nella parte anteriore e nella parte posteriore. In questo caso, come il tempio A di Romanzesu, li chiamiamo templi doppiamente in Antis. Poi all'interno sempre di Megalon possiamo trovare diversi tipi anche di arredi, di decorazioni, come il caso di questo splendido altare che rappresenta appunto una torre nuragica, quindi rappresenta l'elevato di un nuraghe. Noi sappiamo che questo tipo di edifici non era più costruito tra il bronzo finale e l'età del ferro, però le comunità sapevano benissimo in passato a cosa servissero nuraghi, quindi uno strumento di potere, di controllo del territorio delle comunità, e quindi anche questi modellini di nuraghi, in questo caso questo altare, serviva anche quasi per indicatore di potere e di legittimazione, nonché di oggetto di vero e proprio culto delle comunità che controllavano questo santuario. Un ulteriore tipo di edificio è il tempio circolare. Il tempio circolare non è altro che una grande struttura, quindi che ha una massa, un elevato molto importante, che è formata da appunto un unico ambiente circolare, e poi anche qui in questo caso abbiamo delle braccia che vanno a racchiudere un atrio ed un vestibolo, e questo è uno dei casi più noti in Sardegna e più importanti, che è quello del santuario di Gianni Pruna di Irgoli. E anche in questo caso poi l'intera struttura è racchiusa all'interno del recinto sacro che viene chiamato Temenos. Proprio la presenza del Temenos è una costante che noi troviamo in tutti i luoghi di culto. Ecco, questo invece è il nostro, il tempio circolare, che abbiamo rinvenuto nel santuario di Sosmuros, dove le indagini archeologiche sono iniziate a partire dal 2019 e adesso dovremo riprendere a settembre. Quindi voi immaginate che di questa struttura, che ha 12 metri di diametro, 12 da una parte e 12 dall'altra, cioè questo tempio, questo è Gianni Pruna di Irgoli, sta interamente dentro a quello di Sosmuros, proprio perché ha delle dimensioni veramente notevoli, e le indagini di questa struttura sono ancora in corso. Infatti dovremmo riprendere durante la prossima campagna. È dotato anch'esso di un vestibolo. Poi c'è una situazione, diciamo, anche abbastanza rovinata dalla situazione degli alberi, cioè gli alberi crescono all'interno di queste strutture in granito e crescendo sconquassano un po' i muri e rovinano tutta quanta la situazione, però ovviamente rende bene l'idea, questa foto di zenitale, delle dimensioni di questa struttura. Poi se vedete praticamente questa cascata di crolli di granito era la situazione iniziale che noi abbiamo trovato. Cioè noi quando siamo arrivati, immaginate una cascata di blocchi di granito che andava proprio a sigillare queste strutture. E qua appunto, se notate appunto le dimensioni di questa struttura, che ha al suo interno un focolare, che è questa appunto ghiera
di pietre, con tutti gli studenti che partecipano all'attività di scavo, e poi da qui, da lato, si vede l'ingresso che raggiunge quasi i 2 metri di altezza. Un altro tipo di edificio, che forse è quello anche più presente in Sardegna, è la Fonte Sacra. Ora, la fonte venne costruita direttamente su una pozza d'acqua, ovvero lì dove c'era una vena di acqua sorgiva, quindi che andava appunto, emergeva nel terreno, lì le popolazioni sarde andarono a costruire questi edifici, questi luoghi di culto. E come ha detto prima Giovanna, però noi non sappiamo se l'acqua fosse l'oggetto del culto, cioè se loro adorassero l'acqua, oppure se l'acqua fosse un mezzo, un tramite per effettuare i loro riti e culti religiosi. E anche le fonti sono caratterizzate praticamente da un sistema che è dato da questo piccolo vestibolo, che può essere lastricato con delle panchine laterali, una canaletta poi dove usciva l'acqua, e poi abbiamo appunto la camera stessa della fonte, dove si trovava l'acqua e sul quale poi veniva costruita l'intera struttura. Poi immaginate che queste strutture ovviamente venivano realizzate con un'architettura molto raffinata, molto pregevole dal punto di vista estetico. In questo caso noi parliamo appunto di architettura isodoma, tranne in alcuni casi dove per esempio la pietra era quasi impossibile da lavorare da quel punto di vista. Per esempio qua, che è una zona dove il granito la fa da padrona, è pressoché impossibile trovare delle strutture in granito che siano state realizzate in architettura isodoma, perché il granito è quasi impossibile da lavorare in maniera molto fine, in modo molto delicato. Viceversa, invece, se abbiamo architetture che sono realizzate in tracchito basalto, che sono più facili da lavorare, l'architettura isodoma è molto più facile da realizzare. Questo è un ulteriore caso, sempre anche qui in architettura isodoma, della fonte di Puntanarcu di Sedilo. Anche qui abbiamo questo piccolo vestibolo monumentale, 2 panchine perimetrali laterali, e poi si apriva la camera della fonte stessa. Però appunto l'esempio più famoso e più importante, direi anche, di fonte sacra in Sardegna è sicuramente quella di Sutempiesu di Orune, che penso buona parte di voi abbia visto. E anche qui vediamo che l'architettura isodoma è notevole e di pregevolissima fattura. Vedete appunto come l'intera struttura sia stata realizzata attraverso la lavorazione finissima di questi blocchi di trachite e di basalto, che rendono poi monumentalità all'intera struttura. Una particolare molto importante della fonte sacra di Sutempiesu, che la rende un unicum, è che questo edificio è l'unico in Sardegna che ha l'alzato interamente conservato. Quindi grazie alla fonte di Sutempiesu noi conosciamo e possiamo capire e conoscere come fosse appunto anche in questo caso l'alzato esterno di questo tipo di strutture sacre. Un altro caso, meno direi pregevole esteticamente di Sutempiesu, invece è quello di Noddule di Nuoro, dove anche qui però abbiamo alcune parti, l'intera fonte appunto è stata realizzata nelle sue parti con l'architettura isodoma. Abbiamo anche qui la camera della fonte, poi il vestibolo che era lastricato, e poi un piccolo, non si vede però sul retro abbiamo un piccolo temenos anche in questo caso. Ovviamente poi alle fonti sacre si accompagnano quelli che sono i templi a pozzo. La differenza tra il tempio a pozzo e la fonte sacra è che il pozzo viene scavato, cioè
si scavava appunto nel terreno finché non si raggiungeva la vena d'acqua, ed è questo il caso di Romanzesu, cioè il pozzo di Romanzesu è stato proprio scavato in profondità per captare la vena dell'acqua sorgiva. Anche in questo caso abbiamo sempre lo stesso schema, ovvero il temenos, la camera, e poi abbiamo appunto le gradinate, anche in questo caso di pregevolissima fattura, anche perché il pozzo del santuario di Santa Cristina credo che sia dal punto di vista estetico quello più pregevole. Una serie di gradini che possono essere più o meno a seconda di quanto è profondo il pozzo, e all'interno troveremo appunto la camera ipogeica del pozzo stesso. I pozzi poi avevano una copertura cosiddetta a falsa cupola, cioè a tolos, il principio stesso di come si costruivano i nuraghi, cioè con un aggetto piano piano che poi andava a chiudersi verso l'alto a formare proprio una volta ad ogiva. Ulteriori esempi sono per esempio quello di Santuario di Santa Vittoria, anche qui sempre lo stesso schema, la camera, il temenos all'esterno e poi il vestibolo lastricato verso l'esterno. E anche in questo caso, così come nelle fonti, troviamo poi le canalette di scolo che servivano per far defluire l'acqua quando c'era il fenomeno del troppo pieno, ovvero quando il pozzo si riempiva fino all'orlo. Queste canalette servivano proprio per far defluire l'acqua verso le parti esterne della struttura. Un altro caso dove ne abbiamo diversi è quello di Sant'Anastasia di Sardara, cioè proprio nei pressi della chiesa dell'attuale paese di Sardara. Abbiamo proprio la presenza di 3 templi a pozzo che sono vicini l'uno con l'altro. E poi abbiamo quello di Predio Canopoli di Perfugas, che è realizzato interamente in calcare, e anche qui abbiamo la presenza sempre di questa forma quasi direi a toppa di chiave, dove abbiamo la scalinata, la calanetta di scolo e il vestibolo con le panchine laterali. In questo caso poi abbiamo anche la presenza di queste bozze che vengono chiamate mammillari. E per questi elementi abbiamo 2 ipotesi. La prima è che fossero semplicemente un elemento decorativo, mentre invece la seconda, che è più pratica, vede queste bozze mammillari come dei perni che servivano a agganciare questi blocchi e poi posizionarli nel loro posto definitivo. E anche qui da Predio Canopoli abbiamo tutta una serie di rinvenimenti e di reperti specialmente in bronzo, come il caso appunto di questo piccolo toro. Un ulteriore importante esempio di tempio a pozzo è quello di Ispiruis di Villa Puzzu. Perché è importante? Perché è l'unico esempio in Sardegna di tempio a pozzo che aveva 2 piani sovrapposti, ovvero questa parte qua era la seconda camera del pozzo, così come accadeva per i nuraghi. Anche in questo caso nel tempio a pozzo di Spiruis abbiamo la dimostrazione che i pozzi sacri potevano essere anche costruiti su più livelli. Non abbiamo altro in Sardegna se non proprio questo esempio specifico. Poi accanto a questi tipi di strutture abbiamo delle grandi aree che servivano proprio per raccogliere i pellegrini, che vengono chiamate aree cerimoniali, quindi grandi spazi, dei veri e propri recinti con diverse piccole strutture annesse che avevano proprio la funzione di accogliere i pellegrini durante le diverse attività legate al santuario. Un esempio di area cerimoniale lo abbiamo per esempio nel santuario di Abini di Teti. Abbiamo questo grande temenos circolare dove all'interno era posta una fonte sacra del tutto simile a quella di Sutempiesu, però
dei quali purtroppo non abbiamo più nessun resto. Sia io che Giovanna poi abbiamo scavato tra il 2013 e il 2017 in questo santuario, dove poi all'esterno abbiamo anche indagato due strutture, delle strutture accessorie. Cosa sono le strutture accessorie? Le strutture accessorie, lo dice pure il nome, erano degli spazi, degli edifici che servivano per realizzare delle attività che servivano poi per il luogo di culto principale. In questo caso abbiamo trovato nel 2014 tutta una serie di vasi, di contenitori di derrate alimentari e anche contenitori che poi servivano per consumare liquidi, quindi per esempio grandi ciotole oppure tazze, che servivano proprio per officiare poi all'interno di quello che era il grande luogo di culto. E abbiamo trovato anche tutta una serie di resti di animali, specialmente di maiali in giovane età, quindi si trattavano abbastanza bene pure all'epoca. Facevano il maialetto arrosto. Sì, adesso vi parleremo proprio dei principali santuari che noi conosciamo appunto per la Sardegna dell'età del ferro e del bronzo finale. Vi faccio una carrellata veloce di santuari in generale e poi parleremo di quelli più specifici. Vi faccio vedere sicuramente il più famoso in Sardegna è Santa Vittoria di Serri, che adesso mi avvicino, non mi frega più. Santa Vittoria di Serri è uno dei più grandi ed è caratterizzato da una estensione molto grande, ma soprattutto da templi di diverso tipo. Scavato da Taramelli, anche a Santa Vittoria di Serri furono trovati templi differenti come il Tempio a Pozzo che avete visto prima, tempi a Megarono in Antis, capanne delle riunioni come potete vedere qua, e il famoso recinto delle feste. Ho volutamente lasciato il nome che oggi forse è un po' superato, Taramelli lo definì così. È questo recinto che ha già anticipato Matteo, questo spazio pubblico in cui secondo Taramelli si facevano le feste, si ballava. Probabilmente non ha sbagliato neanche più di tanto, perché in quel porticato lì di cui vedete i segni sono stati trovati resti di pasto, cioè lì si sedevano e mangiavano ossa della carne arrosto che mangiavano durante probabilmente delle feste. Torrone magari ancora non ce l'avevano, però qualcosa sicuramente avranno fatto. C'erano delle botteghe, c'erano degli spazi, veramente ricorda molto le nostre feste tradizionali. Altro santuario famoso è Santa Cristina di Paulilatino, che abbiamo visto per il pozzo, ma qua per farvi vedere una foto aerea tutti gli edifici che lo circondano. Quelle case che vedete aperte su un lato sono considerate botteghe, cioè degli edifici semiaperti in cui probabilmente si facevano degli scambi, in cui qualcuno portava i suoi prodotti e li scambiava con altri. Non sarebbe strano se all'epoca in questi santuari si facessero dei mercati, dei grandi scambi, come del resto si è sempre fatto anche nei santuari cristiani. Santa Vittoria di Serri, per esempio, oggi c'è la chiesetta, ma è usata pochissimo. A non tanta distanza c'è la chiesetta di Santa Lucia con un parco in cui si fa una fiera del bestiame ogni anno. Quindi probabilmente qualcosa di simile si faceva anche prima. A Santa Cristina c'è il Tempio a Pozzo, la capanna delle riunioni, le strutture a settori, quelle botteghe, il recinto. Insomma, ci sono edifici di vario tipo. Serra Orio ad Orgali è un altro santuario, un altro luogo che viene considerato del santuario, anche se non tutti sono d'accordo. Qua ci sono tempi a Megaron e tutta una serie di edifici e case, però c'è un insediamento in cui si viveva fissi. Sase del Soscarro, Sauriena, che sicuramente conoscete per questa sorta di tempietto, questa rotonda, ecco, lì c'è questo tempio che è famosissimo perché vi sono, oltre a quel grande bacile che c'è all'interno, ci sono tutta una serie di bocchette da cui fuoriusciva l'acqua che arrivava attraverso una canalizzazione, bocchette che hanno forma di testa di mufloni, di ovini. E quella è la ricostruzione che è stata fatta da Francesco Corni, che ci fa vedere come presumibilmente poteva essere usato. Quella era la copertura in legno, come in realtà non doveva essere molto dissimile da quelle delle capanne, e all'interno vedete che vi sono rappresentati tutta una serie di oggetti. Non riesco a far vedere il laser com'era. Forse bisognava mantenerlo puntato, no, vabbè. Quegli oggetti che vedete nella parte di sopra, in quella sorta di mensole, sono stati rappresentati lì perché sono stati trovati lì, delle offerte sono state trovate proprio in quei punti lì, erano depositi di offerte ex voto, vasi di lusso, bronzetti, oggetti di bronzo. Oltre a Sasè del Soscarros,
famoso Sarco Isforros, la grande Stisaili, di cui abbiamo visto alcuni pezzi. Qua vedete la foto aerea, mi dispiace se copro la vista a qualcuno, però ho paura che poi non mi prende il telecomando. Ci sono diversi tempi, forse vengo qua, aspetta, vengo qua. Ah, no, ma forse qua riesco ad essere più vicino, visto che a te funziona. Punta sul Sì, sì. computer, se no non funziona. Perché il computer, è vero, lì forse c'è qualcosa che mi ostacolava. Lo puntavo, però c'è qualcosa in mezzo, non arriva lì. No, tranquillo. Allora, qua c'è il tempio a Megaron, il tempio circolare, c'è una grande gradinata che non è molto dissimile da quella che abbiamo visto a Teti o anche in un certo modo anche qualcosa di simile anche con quella che c'è qua. Insomma, abbiamo tantissimi esempi di santuari in giro per la Sardegna, avevo messo solo i principali, però parliamo di quelli su cui ci dovremmo concentrare, alcuni della Sardegna centro-orientale, che noi abbiamo scelto per determinati motivi. Solnuratolos di Ana dei Sardi, Solmuros a Budusò, Romanzeso a Bitti, Sudempieso a Orune, Noddule a Nuoro e Nurdole a Orani, che in parte abbiamo anche già visto, in più Giannebruna a Ergoli. Ecco, qua in questi santuari abbiamo trovato diversi elementi che ci fanno tracciare una sorta di filo conduttore. Ci sono degli elementi in comune che ci fanno pensare che fossero strettamente legati. Il primo che analizziamo è Solnuratolos di Ala dei Sardi, che in realtà è il primo che incontriamo scendendo in una presunta via da Olbia. Dico presunta perché in realtà io e Matteo recentemente abbiamo fatto un lavoro di ricerca che ci ha fatto mettere in relazione proprio questi santuari. Forse quello che rimane fuori è gli Annebruna di Ergoli, però diciamo che gli altri sono tutti strettamente collegati. Tutti questi santuari hanno come elemento in comune che si trovano lungo il percorso dell'attuale strada statale 389. In parte fisicamente sulla 389, in parte su quella che era in origine la 389, che è una strada che dal bivio di Monti arriva fino a Villa Grandi Strisaili, giusto? Ecco. Lungo questa strada, a poca distanza, una distanza che generalmente varia tra 3 e 5 km, noi troviamo questi santuari. A partire da Solnuratolos, passando per Budusò con Solmuro, Romanzeso a Bitti, Sudempieso a Urune, Noddule a Nuoro, Nurdole a Orani, e poi ne abbiamo diversi altri che in questo caso non abbiamo considerato, li abbiamo già citati prima, però insomma continuano veramente fino ad arrivare a Sarco Isforros. In realtà addirittura questa via potrebbe continuare anche oltre. Adesso ve li faccio vedere brevemente e poi vi spiego. Solnuratolos è più che un santuario, forse più un complesso cultuale, perché abbiamo diversi templi, però non abbiamo le strutture abitative. Ecco perché capisco bene il discorso di Nando, che ha ragione, non sono uguali tutti i santuari. Ci sono livelli differenti, ci sono quelli che sono più complessi, che hanno strutture abitative, che hanno tracce di attività produttive, e ci sono quelli che invece sembrano essere più legati strettamente al culto, come Solnuratolos di Ala dei Sardi. Questo santuario o complesso cultuale è disposto sulle pendici di una montagna e parte dai 1000 metri e scende con una sorta di percorso cultuale che inizia alla base con una fonte sacra, continua con un tempio circolare, arriva a un tempio a Megaron e infine con un altro tipo di struttura che potrebbe essere una capanna delle riunioni o qualcosa di simile nella parte alta a 1000 metri. È un posto bellissimo, se non ci siete andati andate a vederlo, però non ci sono strutture abitative. Chiaramente è un posto inospitale, è roccioso, stiamo parlando di un posto a 1000 metri in una zona granitica, però ci sono delle strutture accessorie, ci sono delle capanne forse legate alla conservazione di depositi votivi e di cose accessorie al culto. Dopo Solnuratolos abbiamo Solmuro di Budusò, di cui vi abbiamo ampiamente parlato, compreso Matteo. Avete visto il tempio circolare che abbiamo trovato negli ultimi anni, un'altra struttura vicina, il pozzo sacro. Solmuros noi ci è particolarmente caro perché ci scaviamo tutti gli anni, e di fatto lo colleghiamo strettamente al santuario di Romanzeso, intanto perché sono vicinissimi, in linea d'aria sono 2,5 km. Rimandiamo sempre l'idea di fare una passeggiata per trovare veramente la via che li collegava, ma sono collegatissimi dai ritrovamenti, dalle architetture. Sicuramente erano due posti strettamente connessi. Noi con Matteo diciamo sempre alla stessa gente, poi durante gli scavi escono fuori i campanilismi e lui tende a dire ma a Bitti facevano più belli, Romanzeso è più bello, è più grande, sicuramente era più importante. Io che ho radici budusoine dico no, assolutamente questo è il primo, è più vicino, insomma ce la contendiamo sempre, però di fatto sono realmente molto simili. Solmuros chiaramente ancora da investigare tanto, noi stiamo mettendo un granellino di sabbia nel mare, però pian piano qualcosa abbiamo tirato fuori, abbiamo trovato già 2 templi, una struttura, insomma qualcosina viene fuori. Chiaramente è un santuario perché ci sono più luoghi di culto, ci sono strutture accessorie e già questa secondo noi è una grande scoperta.
Dopo Solmuros c'è Romanzesio, di cui sicuramente vi parla meglio di me Matteo, che lo conosce da quando è nato. Sì, allora, come ho detto prima, Romanzesio è uno dei santuari più importanti della Sardegna centro-orientale, ed è importante perché forse non ci sono altri santuari dove noi abbiamo una varietà proprio di luoghi di culto. Abbiamo il posto sacro, abbiamo aree cerimoniali, abbiamo anche degli unicum. Quindi anche in questo caso noi possiamo vedere Romanzesio come appunto una sorta di specchio su tutto ciò che i santuari poi potevano offrire alle diverse comunità sarde del bronzo finale e della prima età del ferro. In particolare le strutture più importanti sono questo grande recinto circolare, che è quello alle nostre spalle, che è un unicum, cioè anche in questo caso non ci sono strutture simili in Sardegna, lo vediamo solo in questo santuario. Poi abbiamo la presenza di diversi templi a Megalon, abbiamo tutta poi una serie di capanne delle riunioni, che sono appunto strutture circolari dotate di focolare centrale, poi questo sedile perimetrale dove noi dobbiamo immaginarci anche qui i diversi componenti delle comunità che si incontravano in questo luogo o delle persone che controllavano questo stesso luogo andassero proprio ad incontrarsi e a decidere le diverse fasi di vita del santuario stesso. Ecco, dicevo prima, la varietà proprio di gamma di strutture che noi troviamo a Romanzesio. Abbiamo una prima parte con il grande recinto cultuale delle alcune strutture sussidiarie, il primo Tempio a Megalon, il secondo Tempio a Megalon e poi l'area del posto sacro con la grande ovviamente area gradonata e diverse strutture abitative. Ora, poi naturalmente queste sono le strutture che sono state già indagate, poi come ha detto Nando in apertura, questo sito è stato indagato solamente appunto in piccolissime porzioni, quindi noi dobbiamo immaginarci tutta una serie ancora di strutture che non sono state scavate ma che sicuramente sono presenti in tutta quest'area. Quindi qua appunto è l'area della grande area gradonata che poi si va a connettere con quello che è il pozzo sacro, con appunto l'acqua che poi doveva defluire appunto verso l'esterno e verso questa grande area gradonata dove noi possiamo immaginare questa struttura come punto d'incontro dove appunto le persone si sedevano per assistere a degli spettacoli come succede anche adesso, o anche come una sorta di ambiente che poi in alcuni casi, come accade spesso, andava proprio a riempirsi d'acqua fino all'orlo, come appunto dimostra questa foto. Tenete presente poi che in tutta l'età nuragica, ma anche specificatamente poi per i luoghi di culto, non dobbiamo mai immaginare un unico scopo, un'unica funzione a tutte le strutture. Sono sempre delle strutture polivalenti, quindi che possono servire a più scopi nello stesso momento. Ecco qua sempre un'ulteriore carrellata appunto di quello che è l'elemento forse il più famoso di Romanzesio, questa grande area gradonata che anche in questo caso non è un unicum, però forse è il tipo appunto di maggiori dimensioni e quindi di notevole pregevolezza che noi abbiamo in Sardegna. Cioè ne abbiamo altri casi, però sono molto 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 più piccole rispetto a quelle di Romanzesio. Quindi noi già dal punto di vista delle strutture e poi dal punto di vista dei materiali capiamo l'importanza di questo centro e poi l'importanza ovviamente dei santuari in generale. Ecco appunto quello che dicevo prima, il recinto cultuale, che è proprio un unicum di tutta la Sardegna nuragica. Perché noi parliamo sempre allo stato attuale delle ricerche, quindi allo stato attuale delle ricerche noi non abbiamo un ambiente che
si possa definire identico o comunque simile a questo tipo di edificio. Continuo io. Altro santuario di cui abbiamo parlato è Nodule, a Nuoro, che vi ha già mostrato Matteo prima, ma per farvi vedere anche lì c'è una fonte sacra, c'è una capanna delle riunioni, ci sono diversi edifici che ci fanno parlare proprio di santuari, anche qui c'è l'architettura monumentale. Poi abbiamo Orune, Sottempieso di Orune, che l'abbiamo vista anche questa, caratterizzata da questa fonte sacra che, come vi ha già detto Matteo, è una delle più importanti in Sardegna perché è l'unica che conserva la parte alta. Non l'ha detto Matteo, ve lo aggiungo io, sapete perché conserva la parte alta? Perché in epoca nuragica fu sepolta da una frana. Nell'età del ferro, non sappiamo esattamente il momento, dovrebbe essere attorno al IX-VIII secolo a.C., cadde una frana, si trova proprio nel pendio di un piccolo rilievo e la coprì totalmente, buttò giù la parte superiore, che è stata ritrovata, la parte alta, il culmine del tempio è stato ritrovato, e la coprì totalmente, quindi rimase abbandonata tale quale, fino a quando negli anni 50, se non ricordo male, fu riscoperto durante dei lavori agricoli dal nuovo proprietario del terreno. Scavando si ritrovò proprio la fonte, con tutti i beni che erano stati trovati, che erano stati depositati lì, quindi abbiamo trovato veramente come una fotografia dell'ultimo momento in cui venne abbandonata. Avanti. Ecco, qua ci sono delle ipotesi costruttive del tetto, della copertura, lì c'è l'interno della fonte, in quei disegni lì potete vedere com'era, e noi lo sappiamo benissimo perché i pezzi sono stati trovati tutti, anche la parte di sopra che era buttata giù dalla frana è stata comunque ritrovata. Ecco qua infatti tutta la parte superiore che ci dice una cosa molto interessante. Nel culmine, cioè nella parte alta del triangolo del tetto, erano presenti delle spade votive infisse, e questo è un elemento che si ritrova in molti luoghi di culto e in molti santuari, compreso da Bini per esempio. Aggiungo una cosa, queste spade votive hanno una caratteristica, sono realizzate con un alto tenore di stagno. Siccome il bronzo è una lega binaria di due metalli, rame e stagno, noi capiamo che queste spade erano proprio inadatte al combattimento proprio per l'alto tenore di stagno. Ecco perché erano inadatte al combattimento. Cioè, se io avessi adesso una di quelle spade votive in mano e andrei a schiantarla contro quel muro, si farebbe in 100 pezzi. Questo perché? Proprio perché alti tenori di stagno nella lega assieme al rame vanno a formare un bronzo che è molto fragile. Immaginate voi le campane. Le campane hanno un altissimo tenore di stagno perché per suonare devono essere rigide, quindi lo stesso fenomeno succedeva in questo caso per le spade votive. Altro santuario tra quelli della Sardegna centro-orientale che abbiamo considerato è il nuraghe Nurdole di Orani, che vi ho detto è un nuraghe vero e proprio che attorno alla fine del bronzo finale fu trasformato in luogo di culto. All'inizio il luogo di culto, utilizzando anche parte dei conci che costituivano la copertura del nuraghe, era presente un pozzo all'interno del nuraghe, fu trasformato con una vasca, con un sistema di canalizzazione che ne determinò l'uso cultuale, e tutto attorno vennero fatte delle strutture che lo resero un santuario. Il nuraghe ha restituito dati scientifici importantissimi, purtroppo lo stato attuale in cui versa non gli rende giustizia, non è chiaramente comprensibile. Questi sono i materiali ritrovati al suo interno. Guardate quei conci di trachite decorati, questi facevano parte di tutte le strutture cultuali, secondo alcuni studiosi addirittura erano parte del coronamento del nuraghe, riutilizzato poi negli edifici cultuali. Ci sono rappresentati diversi elementi decorativi su cui tutti gli studiosi fanno un po' a gara a dire che cosa rappresentassero. C'è chi ci vede gli scudi, c'è chi ci vede delle ruote. Io, siccome sono sempre occupata di pane nuragico, io ci vedo dei pani decorati. Qualcuno ci vede le pintadere, che poi alla fine siamo sempre sulla stessa linea. Ci vedo il pane, ci vedo le spighe, insomma è qualcosa che rappresentava proprio simbolicamente il voto. In più sono stati trovati tantissimi reperti di pregio, come questi vasi di bronzo, come punte di lancia, puntali, spade, bronzetti, vasi di pregio, oggetti di importazione. Era un santuario ricchissimo. Tutti questi santuari che abbiamo visto, togliendo Ianna e Pruna, che in realtà è forse un po' più a lato e forse fa parte di un'altra via di comunicazione, sono situati, come vi ho detto prima, lungo la strada provinciale 389. Non esisteva naturalmente la 389 di adesso, è una strada creata ai primi del Novecento, anzi in realtà la prima base nasce alla fine dell'Ottocento, ma di fatto ricalca una via di comunicazione naturale, una via di comunicazione che passa lungo le valli, lungo le parti basse, e che parte non solo dove inizia attualmente la 389, che è dal Bivio di Monti, ma in realtà partiva da Olbia, una via di comunicazione che seguiva le parti basse, e da Olbia seguiva gran parte
dell'interno della Sardegna, vedete, parallela alla costa orientale. Ora, noi abbiamo analizzato il tratto che va dall'inizio della 389, cioè dal Bivio di Monti, e il primo santuario che abbiamo trovato è sul Nurattolo di Ala dei Sardi, ma sicuramente c'erano dei santuari che iniziavano da Olbia, solo che non si conoscono. A Olbia, ve lo farò vedere dopo, c'è il Pozzo Sacro di Sadesta, però ci manca tutta quella parte che da Olbia si ricollega fino a Monti. Potrebbe esserci stata qualcosa a Berchideddo, a Padro, a Monti, non sappiamo esattamente, è uno studio che dovremo approfondire. Per ora, lungo questa strada noi abbiamo visto una concentrazione di santuari che non è casuale. Ora, difficile dire se i santuari siano stati costruiti lungo la strada o se in realtà l'importanza della strada sia cresciuta perché c'erano i santuari. Questo è un qualcosa che dovremmo approfondire, però di fatto la questione è importante perché tutti quei santuari sono connessi dalla strada, sono connessi e attraverso questa strada nei santuari arrivavano beni di lusso, beni di provenienza sia interna, cioè qualcosa che si produceva nei singoli territori, ma soprattutto di provenienza esterna. Tutto ciò che arrivava dall'esterno tramite l'approdo di Olbia, l'ambra, il vetro, alcuni manufatti di bronzo, oggetti preziosi e tante altre cose che magari noi non riusciamo neanche a vedere perché non sono conservate. Questa linea ci connette tutti questi santuari a livello economico, a livello di scambi. Li vedete già nella carta, se vai avanti. Attraverso questa strada circolano beni di provenienza esterna. Noi li abbiamo visti studiandoci i ritrovamenti dei vari santuari. Abbiamo metallo grezzo e manufatti bronzi, probabilmente metallo grezzo sardo. Immaginatevi da Olbia alla dei Sardi fino a Gremano a Fonni, quindi si passa vicino a zone di miniere, si passa a zone di distribuzione di metalli, si passa attraverso santuari in cui si lavoravano i bronzi, si producevano vasi di bronzo per esempio manufatti. E poi attraverso quella arriva tutto ciò che viene da fuori, l'ambra del Baltico, per cui Romanzesu è sicuramente il simbolo, Romanzesu su Monte di Sorradile, ma soprattutto Romanzesu, centro di recettore di ambra del Baltico, ma anche di redistribuzione. Qua a Romanzesu è stata trovata una grandissima quantità di vaghi di collana di ambra del Baltico, ma sono state ritrovate anche le tracce della lavorazione, ambra allo stato grezzo, ambra semilavorata, che ci dice che qua arrivava la materia prima grezza e veniva lavorata qua e redistribuita. Quindi immaginate lungo questa via, noi l'ambra la troviamo qua, la troviamo a Budusò, la troviamo ad Ala dei Sardi, gli stessi vaghi d'ambra tipo a Lumiere, che è un tipo di lavorazione che prende il nome da un paese della Toscana, li troviamo ad Ala dei Sardi, a Budusò, a Romanzesu, in tutti questi santuari. Vi dice niente questo? Significa che arrivavano lungo la Savia con la stessa gente. Fibule, beni di lusso alla penisola italiana. Le fibule sono le spille che si usavano nelle vesti dell'epoca, dell'età del bronzo finale e del ferro. I sardi prima non le usavano, evidentemente avevano un sistema di abbigliamento diverso, però quando iniziano ad essere in contatto con l'esterno, soprattutto con la penisola italiana, probabilmente arriva la moda anche qua. E siccome loro non le producevano, le importano. E noi le troviamo, quelle che vedete rappresentate lì al centro, noi le troviamo in tutti i santuari. Adesso, l'anno scorso con Matteo abbiamo trovato un pezzettino di fibula a Solmuros, un arco di fibula d'arco che ricorda quelle della penisola italiana, ce ne sono sicuramente una marea qua e li abbiamo in tutti gli altri santuari. Quindi abbiamo visto, abbiamo l'ambra, abbiamo la fibula, stiamo piano piano abbiamo il vetro, ritrovando gli stessi elementi nei santuari, da Solnuratolos a Solmuros, a Romanzesu e a tutti gli altri. Quindi ancora noi non abbiamo trovato questi vasi bellissimi, speriamo di ritrovarli, però iniziamo a vedere una coincidenza, gli stessi manufatti ritrovati in tutti questi templi lungo la via. Vuol dire che qui viaggiavano, carovane, definiamoli come vogliamo, i beni e le persone che arrivavano dal mare lungo tutta la via, si fermavano, commerciavano, c'erano dei centri di smistamento particolari, probabilmente per l'ambra era questo, probabilmente per il vetro era un altro, però attraverso questo si muovevano tutti questi materiali. Due cose al volo. Per giunta poi, questa arteria che vedete rappresentata, alla fine è sempre stata lungo i secoli un percorso obbligato, perché fino all'apertura della 131 era l'unica strada che noi potevamo fare per arrivare a Olbia. Quindi chilometri e chilometri di curve, lo sa bene mio padre che se la faceva ogni giorno. Quanti anni? Più di 20 anni. Più di 20 anni ogni giorno percorrendo sempre questa strada. Questa arteria, questa via di circolazione venne poi ripresa anche in epoca romana, cioè una delle strade romane
del tardo impero, passava proprio nell'attuale 389 e andava a collegare il porto di Olbia poi con le zone interne della Sardegna fino all'attuale Fordongianus, che era Forum Traiani. Quindi proprio per rimarcare, vi dico questo per rimarcare l'importanza di questa arteria, che era un passaggio obbligato fino appunto nel bronzo finale, nell'età del ferro, e poi anche in epoca romana. Tant'è vero che poi Romanzeso ha preso proprio il nome da quella lapide di quel legionario, ma proprio perché appunto questa era una zona che faceva parte della viabilità romana. Tra l'altro noi abbiamo scoperto, ci sembrava un po' più, Solmuros era forse il santuario un pochino più distante dalla 389, abbiamo scoperto che in realtà il percorso della 389 è stato in parte modificato a inizio secolo. Oggi passa davanti al nuraghe L, prima non passava lì, ma passava proprio sotto Solmuros, dove c'è il fiumiciattolo vicino a Solmuros, girava qua dietro e arrivava qua e si ricollegava lì. Quindi Solmuros e Romanzeso erano proprio sulla strada, ma veramente a dirvi sulla strada, chilometro zero. E infine vi cito il Golfo di Olbia, perché? Perché come vi ho fatto vedere, sì, noi nella 389 abbiamo il tratto da Monti fino ad arrivare a Sarquis-Foros per quel che riguarda l'epoca nuragica, ma a noi non ci ferma quello, ecco. Sicuramente cominciava a Olbia per forza, perché intanto ci sono altre vie di comunicazione, e poi perché ciò che arrivava da fuori arrivava dal mare, e dal mare l'approdo era a Olbia. A Olbia, lungo l'approdo del Golfo di Olbia, ci sono due templi. Nel golfo interno il Pozzo Sadesta, che è proprio all'uscita del golfo. Nel golfo esterno il Pozzo Sacro Milis a Golfaranci. Questi pozzi non hanno villaggio vicino, sono pozzi così isolati, chiaramente legati al porto, sono vicinissimi al mare, veramente centinaia di metri. Questi erano i punti di sbarco sicuramente, in cui ci si fermava e si iniziava a dialogare con i locali. Chi veniva da fuori dialogava con i locali arrivavano e ringraziavano di essere tornati sani e salvi, perché il viaggio per mare non era una passeggiata, e da lì partivano le strade. Prima o poi troveremo i santuari mancanti, ma sono sicura che ce n'è qualcuno anche a Olbia. Era una via sacra o un sistema di santuari che controllavano importanti vie di comunicazione? Probabilmente tutte e due le cose. Intanto sono una via di comunicazione, vie di transito con punti strategici di controllo. Di controllo di che cosa? Di persone e di beni, di ciò che circola. Ci sono i santuari garantiscono la religione, le divinità ti dicono sì, tu puoi passare. E soprattutto che cosa? Quando passano le merci che magari vanno da un'altra parte, se c'è un santuario ci si ferma, e nel santuario ci si ferma e si offre qualcosa. Anche chi sta andando da un'altra parte si ferma nel santuario, offre qualcosa, ovvero paga una tassa di circolazione. Quando prima, adesso ormai la nostra vita è un po' cambiata, i viandanti passavano vicino alle chiese, entravano in chiesa, lasciavano l'offerta. Ecco, penso che anche nell'antichità questo sistema vigesse. In questi santuari arrivano e si accumulano beni di prestigio di provenienza interna e vengono smistati verso l'interno del territorio. Cioè qui a Romanzeso arrivavano beni, non si fermavano solo qua, venivano distribuiti a tutti i villaggi, comunità vicine. Ci sono anche attività artigianali e metallurgiche legate proprio alla gestione di materiali e beni di lusso, la lavorazione dell'ambra, forse chissà del vetro. Vi ho messo la foto della collana di Romanzeso perché noi abbiamo diversi vaghi di collana, numerosi vaghi di collana di vetro da Budusò, con elementi anche simili a quelli trovati qui a Romanzeso, che ci dice sempre la stessa cosa: arriva tutto in coppia. La distribuzione dei santuari ci fa pensare a un sistema organizzato che attraverso la religione controlla persone, beni di prestigio, scambi lungo una via di comunicazione e con la garanzia delle divinità. Un sistema perfettamente organizzato, un sistema di redistribuzione che alla fine sostituisce quello che avevano fatto prima il sistema dei nuraghi. È cambiata la religione, è cambiata la gente, però di fatto si è creato semplicemente un nuovo sistema territoriale, organizzato in maniera diversa e garantito dalla religione. Poi magari anche prima lo era, noi non lo sappiamo, però sicuramente in questo caso ne siamo sicuri. Concludiamo, che ci siamo già tanti. I templi e i santuari controllano le risorse economiche, sono tempi di accumulo di eccedenze, con possibilità di reinvestire, quello che vi diceva Matteo. Accumulano le offerte, ma le offerte non è solo come offerta a santuario da mostrare in bella vista. In caso di necessità, quelle offerte diventano materia da investire, il bronzo si può rifondere e tutti i materiali si possono riscambiare, quindi è una ricchezza, è una sorta di banca delle comunità che in caso di necessità può essere riutilizzata. Gestiscono il potere, centri decisionali, e i templi sono mantenuti dalle comunità locali, quindi le comunità locali gli offrivano qualcosa, ma anche da questi circuiti di scambio che avevano base proprio nei santuari.
Vai avanti. Abbiamo nei templi abbiamo attività produttive, ne abbiamo già parlato prima, una di quelle è la metallurgia, di cui abbiamo tracce in diversi santuari. Per esempio a Sarcoisforros ci sono dei forni per la lavorazione del metallo, per attività metallurgiche. Qua c'è il forno del Megaron 3, quelle lì sulla 1 in cui sono stati trovati diversi elementi legati alla lavorazione dei metalli. Avanti. Qua abbiamo fatto una diapositiva che racchiude tutto ciò che è la lavorazione, lo scambio, il traffico dei metalli, dal metallo grezzo agli oggetti finiti, alla fusione, ai bronzetti, agli elementi simbolici, alle armi, tutto ciò che riguarda proprio la lavorazione del metallo. Vado più veloce, le offerte nei luoghi di culto. Perché parliamo delle offerte? Perché ci testimonia tutto ciò che abbiamo detto prima. Le offerte sono la traccia di questi commerci, di questo sistema perfettamente organizzato. Nei luoghi di culto noi abbiamo trovato tantissimi depositi di offerte votive, nei santuari, armi e strumenti di bronzo, statuette votive, ornamenti, oggetti di lusso, vasi di pregio, importazioni, oggetti d'uso quotidiano, di tutto. Sicuramente c'erano offerte di cibo, le comunità che non avevano altro offrivano cibo, ma del resto, se raccogliamo di nuovo per comparazione con i santuari cristiani, almeno dalle mie parti, al santuario, per esempio io vengo dalla zona di Padova, al santuario di Sant'Elia, si offre cibo, si offrono pecore, si offrono mucche, si offre formaggio, si offre vino. Probabilmente è un'eredità di mondi molto più antichi. Quanti? Ecco una piccola parte delle offerte di Abini, vedete? Bronzetti, lance, asce, punte di freccia, pugnaletti, di tutto. Abbiamo le basi in cui venivano infisse le offerte votive, come i bronzetti, basi di pietra in cui nei fori si colava il piombo per incollare le offerte, i bronzetti o le armi. Armi di vario tipo, le abbiamo già visto prima, le spade ne abbiamo già parlato. Ornamenti di bronzo, bottoni, bracciali, ciondoli di vario tipo che rappresentano anche oggetti quotidiani, le fibule, addirittura questo bellissimo cofanetto di bronzo. Vasi di bronzo di fattura pregevole, chissà qual era il centro qua in Sardegna che li produceva. Ne sono trovati tanti adesso scado a Nurdole, uno al Nuragheruio di Budusò, che è considerato di influenza fenicia perché ha una decorazione a palmetta. Belli anche quelli di Sarcoisforros che ricordano modelli di altre zone extra sarde. Altri tipi di vaso come i bacili, i catini, insomma altri tipi di vasi di bronzo di pregevole fattura con influenze straniere, soprattutto orientali. Ecco qua alcuni dettagli. I bronzetti figurati, adesso li passiamo velocemente perché ne abbiamo già parlato prima, rappresentano persone e beni, sono delle fotografie della Sardegna nuragica. Scorrile queste più veloci. Gli armati che abbiamo visto prima. Ecco qua offerenti di vario tipo, quelli che offrono il pane, addirittura bestie, ecco qua gli animali di vario tipo, le navicelle cosa ci dicono? Perché sono importanti, rappresentano le barche. Quali barche? Quelle che viaggiavano verso fuori, quelle che portavano i beni di provenienza esterna, ecco perché vengono deposte nei santuari, ringraziando per aver fatto un viaggio, ringraziandosi la divinità per il viaggio da fare. Modellini di Nuraga in bronzo, ne abbiamo già parlato, l'ambra come abbiamo visto prima, ecco qua, collane di ambra sia da Romanzesu che da altri siti, il vetro, gli scarabei, la via dell'ambra ne abbiamo parlato ampiamente. Ecco qua, per farvi vedere un po' come arrivava l'ambra dal Baltico in Europa e quindi come poteva arrivare anche in Sardegna. Sono vie molto complicate, ma evidentemente in Sardegna arrivavano benissimo. E anche qua una collana d'ambra, giusto per farvi vedere anche dove è stata trovata. Anche questo, cioè, non lo faccio apposta, però anche da questo edificio, il cosiddetto Elon, proviene il più alto rinvenimento di ambre di tutta la Sardegna protostorica. Lo ha accennato anche Nando prima, quindi è un'altra di quelle caratteristiche peculiari e dei record, possiamo dire, di Romanzesu. Siamo già a 3 o 4. Sono state effettuate poi diverse analisi su queste ambre, ce ne sono di diversi tipi, però la maggior parte di queste ambre proviene da due differenti zone. La prima proviene dall'area della Repubblica Ceca, mentre invece una seconda parte, un secondo tipo di ambra proviene invece dalle zone dei Balcani, quindi tra la Romania, la Serbia e la Bulgaria.
Ecco qua altri esempi di quelle fibule, pendenti, bottoni, molti proprio di importazione. Ecco, la fibula che abbiamo trovato a Budusò è della seconda serie sotto di quelle ad arco lì, simile a quelle, e ce n'è una anche da Nuratolos. Bottoni a forma di nuraghe, pendenti proprio di importazione. Vasi di pregio di ceramica, lavorati proprio perfettamente decorati, anche questi sicuramente avevano un alto valore. Chi non poteva donare altro magari donava vasi di lusso. Ecco qua altri esempi di ceramiche di pregio, le fiasche del pellegrino che qua sono state trovate in abbondanza. E niente, infine abbiamo finito. Insomma, sintetizzo facendovi capire un po' questa linea di santuari che sono collegati da un filo incredibile, che ci mostrano che la Sardegna dell'epoca era un fervore di attività, di contatti con l'esterno, di traffico di beni, un'organizzazione, voi scommetto che non ci avreste mai creduto in un'organizzazione di questo tipo, organizzazione commerciale, spaziale, negli insediamenti. Il sistema dei nuraghi è perfettamente sostituito dal sistema dei santuari, collegamenti tra tutti i santuari vicini, lontani, ma anche con l'estero. Quindi vedete, vi abbiamo mostrato un sistema che sicuramente non è preistorico, qua parliamo già di un sistema veramente organizzato, con una complessità politica e sociale non indifferente. Speriamo di essere riusciti a trasmettervi un pochino di quello che abbiamo studiato, che sia stato chiaro, e vi ringraziamo per la pazienza che ci siamo dilungati un po' più gli incidenti col telecomando.